Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Parliamo di calcio. Siamo in collegamento con Simone Salviato, capitano del Treviso Football Club. Innanzitutto Simone, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Allora Simone, per prima cosa, ieri allo stadio Macchia di Portogruaro avete vinto con il risultato di 0-2 contro appunto la squadra locale del Portogruaro. Non solo vittorie, ma soprattutto avete sfatato il tabù trasferta. Sì, sicuramente quello che ci fa più piacere è aver portato a casa i 3 punti. Poi che abbiamo sfatato il tabù trasferta sicuramente fa piacere, ma i 3 punti era la cosa che volevamo di più, ecco. Indubbiamente. A mente fredda, come analizzeresti la partita di ieri? Ma se dobbiamo analizzare la partita, è stata una partita molto combattuta. Nei primi 20-25 minuti abbiamo sofferto perché la squadra locale è partita molto forte e sapevamo questo. Quello che ci siamo detti era cercare di arginare il più possibile quali erano le loro avanzate offensive, cercando di avere un po' di pazienza, quella che abbiamo avuto per poi dopo venire fuori dalla distanza e imponendo anche il nostro gioco. Poi alla fine sicuramente le occasioni che abbiamo avuto noi sono state occasioni importanti. Io di loro mi ricordo un tiro in porta al primo tempo e una mezza occasione nel secondo tempo. Quindi penso che la partita sta espressa in maniera molto intelligente e soprattutto siamo stati concentrati dall'inizio fino alla fine. Ecco, come è noto all'inizio del campionato avete avuto, diciamo, delle difficoltà e poi che cosa è successo? Uno scatto d'orgoglio? Avete trovato più amalgama? Che cosa è successo da capitano? Che cosa ci puoi dire? Ma sicuramente allora il campionato è stato un campionato nuovo perché da neopromossi affrontavamo squadre che non avevamo mai affrontato. Siamo rimasti in 4 dall'anno scorso, quindi sicuramente anche il cambio di molti giocatori non ha giocato a favore, anche perché dovevamo conoscerci, dovevamo fare amalgama e nelle prime partite probabilmente si è visto qualche disattenzione in più e poi nel corso della partita col Breno abbiamo visto sicuramente un Treviso diverso e la partita di Este penso che sia stato l'emblema, insomma, di come non affrontare una partita perché l'abbiamo completamente sbagliata. Da lì ci siamo ritrovati settimana, ci siamo parlati, abbiamo cercato di trovare quali erano le problematiche, ci siamo riusciti da squadra, quali che siamo, e l'abbiamo fatto vedere sia in casa che ieri appunto a Portogruaro e penso che dopo Este sia stato il nostro inizio di campionato. Quindi Est è stato un po' uno spartiacque, ci vuoi dire? Sì, lì abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare, quindi meglio che avvenga così nel primo parte di campionato perché abbiamo subito voltato pagina e siamo subito riusciti a capire quali erano magari quei piccoli problemi anche a livello tecnico-tattico che ci potevano mettere in difficoltà e poi soprattutto abbiamo imparato dagli errori a non commetterne più o almeno a commetterne di diversi. Quindi è stato, al di là del discorso tecnico, tattico, scusami, che ci hai descritto, è stata anche una questione di mentalità. Sì, la mentalità perché abbiamo subito sia a Chioggia che con l'Este nei primi 20 minuti abbiamo subito 5 gol, 2 a Chioggia e 3 ad Este. Quindi sicuramente era un fattore psicologico dove noi magari subivamo l'avversario e dove all'inizio eravamo un po' troppo timidi. E quindi abbiamo trovato insieme a tutti i ragazzi la chiave giusta insieme allo staff di cercare di entrare in partita più concentrati, cercare di usare le nostre armi a nostro favore, ecco, e quindi mettendo in pratica queste piccole cose siamo riusciti insomma ad invertire la tendenza che non è poco. Certo,
Per quanto riguarda i cambiamenti che ci sono stati, ecco, ti chiedo un parere, ripeto, da capitano. Oltre alla squadra, che come hai detto tu è stata molto rivoluzionata, ci sono stati grossi cambiamenti anche per quanto riguarda lo staff, a partire dal mister. Che cosa puoi dire, ecco, del Treviso Football Club di quest'anno e a che punto siete appunto con l'amalgama? Ma sicuramente ci sono stati moltissimi cambiamenti sia a livello societario presidenziale che a livello direttore sportivo perché è arrivato Gementi che è nuovo e di conseguenza poi è cambiato lo staff tecnico, quindi ci sono stati moltissimi cambiamenti che, sai, piano piano magari possono destabilizzare anche un po' qual è il fattore squadra. All'inizio abbiamo avuto, come detto prima, qualche difficoltà, ora ci siamo, tra virgolette, compattati, ci siamo trovati e penso di aver trovato la quadra, insomma, dopo queste due partite che abbiamo affrontato. Adesso c'è solo da riconfermarci perché, insomma, non dobbiamo dimenticarci da dove siamo venuti e quindi dobbiamo metterci qualcosina in più per cercare di, in queste partite, soprattutto a partire da domenica in poi, ricontinuare il percorso che stiamo percorrendo. E a proposito di domenica, ultima domanda, ma non ultima, affronterete il Mestre che arriva da un periodo di grandissima forma perché è capolista a 15 punti, punteggio pieno, perché finora in 5 gare di campionato ha collezionato 5 vittorie. Sarà un derby peraltro attesissimo. No, sicuramente sarà una partita attesa sia per quanto riguarda la città, la piazza, i tifosi, e noi dovremmo cercare di affrontarli con rispetto perché vengono da una serie positiva di 5 vittorie, stanno esprimendo un buonissimo calcio. Questa settimana qua useremo tutta la settimana per cercare di studiarli e capire quali sono i loro punti deboli e poi domenica dobbiamo andare in campo come abbiamo fatto nelle ultime domeniche con il coltello tra i denti e cercare di imporre il nostro gioco. Chiarissimo. E dunque per aver analizzato la situazione attuale del Treviso Football Club, le ultime partite, tra cui quella di ieri, e anche una prospettiva della prossima gara al Tenni contro il Mestre, ringraziamo Simone Salviato, capitano, per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.